Direttore Salvo Pressia, che stagione sarà quest'anno? Sarà una stagione all'insegna del divertimento, del sentimento, della commedia classica, e quindi una stagione per tutti i gusti, che è stata progettata dal nostro direttore Francesco Bellomo, che è stata condivisa dal Consiglio di amministrazione, quindi ce l'abbiamo messa tutta per offrire il massimo che poteva il Teatro Pirandello quest'anno. Direttore, che spettacoli vedremo quest'anno al Pirandello di Agrigento? Ma intanto penso che fra quelle che ho fatto, parlo delle stagioni, credo che questa sia la più variegata, la più interessante, la più ricca, sia a livello di partecipazioni artistiche che a livello di prodotti proposti. Infatti, a parte l'inizio, che è un grande omaggio al nostro Tony Cucchiara, dovuto e doveroso, con il Caino e Abele, poi per il resto abbiamo tutta una serie di opere importanti con artisti come Sergio Rubini, Flavio Insinna, Paolo Calabresi, Alessio Boni, Francesco Pannofino, insomma una stagione veramente, ne dimentico sicuramente qualcuno, veramente di qualità, e che in questo discorso che stiamo portando avanti comunque soddisferà il pubblico, oltre quello più esigente, anche il pubblico che giustamente dopo giornate di lavoro viene al teatro anche per svagarsi. Sì, è un cartellone ricco quest'anno, a prescindere dai capitali della cultura, comunque il progetto anche del nostro direttore artistico e dell'intero CDA del teatro è ambizioso. Ci sarà anche quest'anno un'altra novità, ci sarà anche poi un cartellone insieme anche al parco archeologico, perché faremo quest'anno delle manifestazioni, degli eventi anche all'interno del Palacongressi. C'è stata una comunione di intenti tra i due direttori artistici, Francesco Bellomo, che ringrazio, e anche Gaetana Ronica, che è a capo del parco archeologico, quindi penso che sarà ancora più ricco proprio in virtù di quello che dicevate poi voi. Quest'anno ci siamo fatti le ossa per dare a questo teatro una più grande stagione teatrale, con un calendario di produzione importante, fatto di opere, di attori di un livello veramente molto alto, e cercheremo di dare ad Agrigento quella risposta culturale che si aspetta per Agrigento, capitale del cultura. Intanto sarà una stagione che continua il solco che abbiamo tracciato dal nostro insediamento, e quindi un cartellone variegato, eclettico, che viene incontro a tutti i gusti, e che anche questa volta tiene conto delle segnalazioni e dei desideri del nostro pubblico tradizionale. Anche quest'anno, come l'anno scorso, questa governance ha deciso, quando ce n'è stata la possibilità, di mettere Agrigento prima di ogni cosa. L'abbiamo fatto l'anno scorso, avviando la stagione con un'opera fortemente targata Agrigento. Sto parlando del Todo Modo di Leonardo Sciascia, con la riduzione all'adattamento teatrale che reca la firma di Matteo Collura. La regia era di Fabrizio Catalano, nipote di Leonardo Sciascia, quindi un'opera targata Agrigento, e addirittura l'anno scorso facemmo la prima nazionale del tour di quella compagnia proprio qui al Teatro Pirandello. Quest'anno ripeteremo questo stesso schema, approfittando del fatto che c'è sicuramente un prodotto di altissimo livello a livello nazionale che andrà in giro, è già iniziato ad andare in giro, perché nel 2024 ricorre il 50° anniversario di una grande opera, di un grande compianto e amato agrigentino. Sto parlando di Tony Cucchiara e del suo musical Caino e Abele, e sarà proprio questo musical a dare l'avvio alla nostra stagione, che è poi quella che farà da apripista a Agrigento, capitale della cultura 2025. Accanto a questo c'è poi una operazione importante, non comune dalle nostre parti, e cioè due istituzioni culturali pubbliche, sto parlando della Fondazione Teatro Pirandello da una parte, del Parco Archeologico Valle dei Tempii dall'altra, che decidono di mettersi insieme, di lavorare insieme e di presentare un'offerta condivisa e concertata insieme, e quindi dove si tiene conto. Questa è una novità, certo. Per la verità noi come Fondazione Pirandello e cose del genere ne abbiamo già fatte, e continuiamo a farlo in maniera ancora più imponente, approfittando del fatto che dall'anno scorso il parco archeologico presenta una sua
una sua rassegna di teatro e di spettacoli al Palacongressi. Abbiamo deciso di unire le forze nel tentativo di ovviamente migliorare sempre quanto più possibile l'offerta culturale della città, fare ciascuno di noi qualche passo indietro per cercare di farne fare 100 in avanti.